Quella cuciniamo insieme ad Andrea, oggi una confettura di cucuzza. Curiosi? E allora, a un inno in cucina. E rieccoci qua al nostro appuntamento goloso. Oggi vi presento una chicca della pasticceria palermitana. Ormai si può pure dire che fa parte della pasticceria siciliana perché la si trovava più che altro in giro per la Sicilia, ma nasce a Palermo nei soliti, diciamo pure così, conventi dell'Interland palermitano. Ho detto praticamente scomparsa perché appunto è totalmente in disuso questo tipo di confettura. La si usava fino a un decennio fa, forse anche qualche cosina in più, la famosissima Maria Stuarda. Maria Stuarda non è nient'altro che una tartalletta, chiamiamola pure così, di pasta frolla siciliana, con all'interno questa confettura meravigliosa di zucchina. Sto parlando appunto delle zucchine, ma non le classiche zucchine, ma la classica zucchina lunga, tipica del territorio siciliano. Nord magari la conoscete come zucchina serpente, ma in Sicilia la zucchina la chiamiamo cucuzza, da qui il nome appunto confettura di cucuzza o cucuzza. Piccoline, ma solitamente raggiungono anche il triplo di lunghezza rispetto a queste qua e sono tutte quante inturciuniate, come le chiamiamo. Le usiamo ovviamente per delle preparazioni salate, ma i frati, zucchero, un po' di aromi e facendo questa confettura meravigliosa che inizialmente cominciarono ad usare solo ed esclusivamente per uso interno, ma poi, come si dice in Palermo, si girò la voce e fu viva Maria. Qualunque pasticcere in città cominciò a lavorare a cucuzza longa facendo questa confettura e creando poi questo meraviglioso dolce che appunto si chiama Maria Stuarda, ma viene usato anche per altre preparazioni, non solo per la Maria Stuarda. Se siete incuriositi, ovviamente vi lascio il link in descrizione che vi proietterà direttamente nella ricetta della Maria Stuarda, anche questo dolce, ahimè, ormai quasi totalmente in disuso, seppur buonissimo. Allora, fatta questa piccola premessa e questi piccoli riferimenti storici, andiamo direttamente all'interno della ricetta, perché è veramente molto ma molto semplice da fare, ma gustosissima. Io vi consiglio di prepararla. Come tutte le conserve, se ben fatta e ovviamente poi conservata in barattoli rigorosamente sterilizzati e poi sottovuoto, si conserva per dei mesi un annetto, ma credete che una volta fatta a un anno non ci arriva. Allora, iniziamo subito con gli ingredienti a cocuzza longa, quindi a zucchina, che andremo prima a pelare con un pelapatate e andremo a privare della buccetta esterna. Non fatelo col coltello perché fuori parecchia polpa e obiettivamente è un peccato. Quindi con un pelapatate e un po' di pazienza, come vedete, viene via con molta semplicità e la andiamo a pelare tutta quanta. Benissimo, abbiamo pelato le nostre cucuzze e adesso vi spiego il perché si chiama cucuzza. Sostiene che viene dal latino cucutia, dal greco cucon, insomma, di certo ci sa che non ne dobbiamo mancare niente. Nella nostra terra sono venuti tutti quanti sono passati alla Sicilia nei secoli e quindi qualcuno ha lasciato sempre qualcosa e noi ne abbiamo fatto tesoro. Sulla cucuzza girano tanti detti e proverbi, per esempio me ne viene in mente uno su tutti che è testa comparsa si chiama cucuzza, quindi la testa, la persona che non esprime ciò che pensa è duro come la cucuzza, è una testa vuota, una zucca vuota. Avervi raccontato un po' la storia, gli aneddoti legati a questo meraviglioso ortaggio, adesso andiamo direttamente alla fase cruciale della nostra ricetta. Tolta l'estremità, la andremo a tagliare a piccoli tocchi. Ne prendiamo un pezzo e lo apriamo a metà. In questo modo, cucchiaino andremo a togliere i semi all'interno. Tolti i semini, la andremo a cubettare piccola piccola. Benissimo, tagliata tutta quanta la nostra cucuzza a tocchettini e inseriti all'interno di una pentola in acciaio con doppio fondo, soltanto adesso l'andremo a pesare il peso dello zucchero in percentuale a quello che è il netto della cucuzza, a pulire e poi l'andremo a pesare. Io ho qua esattamente al netto 500 grammi di cucuzza, pensate che io ero partito all'origine con quasi 650 grammi, quindi ho avuto uno sfilo di 150 grammi. La vado a rimettere all'interno della nostra pentola con doppio fondo e mi vado a pesare lo zucchero. Vado a mettere all'interno della pentola dove già avevo messo la cucuzza lo zucchero. Vado a mescolare.
Adesso non dobbiamo fare altro che mettere un peso sopra, quindi va bene anche un piatto con una bottiglia di plastica ovviamente piena d'acqua e chiusa ermeticamente, oppure fate come me con una bolla con un po' d'acqua e la andate ad adagiare sopra. Dopodiché la prendiamo e la trasferiamo in frigorifero minimo 4 ore, se sta tutta la notte è ancora meglio. E dopo vi faccio vedere il perché e il risultato finale. Trascorse le nostre ore, tiriamo fuori la nostra cucuzza dal frigorifero e adesso vi faccio vedere che cosa è accaduto dentro questo tegame. Ed eccolo qua, guardate. Lo zucchero ha fatto fuoriuscire tutti i liquidi dalla cucuzza, dalla zucchina serpente. Ovviamente questo liquido è un concentrato di sapore. Benissimo, adesso lo andiamo un po' a personalizzare, perché questo è veramente molto facoltativo. Io metto un po' di scorzetta di limone, questo verdello siciliano, se non avete questo usate quello classico. L'importante è che sia sempre un limone non trattato, eh? Questo è fondamentale. A chi non piace può non metterlo, come dicevo questi sono elementi comunque abbastanza facoltativi. Poi questo stesso limone mi andrò a spremere metà e lo vado a inserire al suo interno. Poi cardamomo, un po' di vaniglia in bacche e il filtrino da tè. Ora sbarazzo un pochettino così si vede un po' meglio il tutto. Questo lo mettiamo di qua, questo momentaneamente lo sposto e adesso vi faccio vedere cosa serve il filtrino da tè. Per inserire la vaniglia, quindi ne prendo un pezzettino piccolo, taglio un po' così, così è sufficiente, questa la conservo, la apro, i semini che ci sono all'interno li raccolgo con la punta del coltello, vado in questo modo a mettere dentro la cucuzza e il suo liquido. Poi la parte esterna, che è quella un po' più legnosa, ma è comunque sempre ricca di aroma, anziché farla disperdere all'interno della futura confettura ricocuzza e poi magari se la ritroviamo sotto i denti e può dare fastidio, la inserisco nel filtrino da tè, così come inserisco il cardamomo dopo averlo aperto, perché all'interno del cardamomo ci sono altri semini. E tutto questo lo vado a mettere dentro un filtrino da tè con tutte le loro scorze. Profumo pazzesco. Ora, come vi dicevo, questo è molto facoltativo. Se avete altri, aggiungeteli pure. Non eccedete perché poi non sa più di confettura di cucuzza, ma sa di altro. Quindi quel minimo di aroma, retrogusto, potete tranquillamente inserire, anzi lo andate così a personalizzare a gusto proprio. Questo lo inserisco al suo interno, in questo modo. E poi un poco, proprio una punta di un cucchiaino di cannella in polvere. Con la mescolata. Fuoco dolce, proprio il fuoco più basso che avete, per 2 ore. Controlliamo a che punto è. Benissimo, sono trascorse le 2 ore e praticamente è pronta. Armiamoci di mini pimer e andiamo a dare una botta alla nostra confettura di cocozza. Però il nostro filtrino che ha fatto il suo dovere e adesso vi faccio vedere un po', vedete questa qui è la consistenza. Quindi l'acqua è evaporata, un po' è stata assorbita e adesso per renderlo più cremoso con un mini primer o con un passaverdure andiamo a frullarlo un po'. Ok, è la consistenza che io cercavo. Voi, come vi dicevo prima, se la volete più grossolana frullate un po' meno, oppure se la volete un po' più liscia frullate un po' di più. E adesso il risultato finale è questo qua. Questa è la giusta densità. Se lo volete un po' più morbido, potete aggiungere 2 cucchiai d'acqua e una confettura un po' più morbida. Altro consiglio che vi posso dare, se desiderate un colore un po' più brillante, un po' di colorante naturale verde brillante o verde pistacchio.
Benissimo, praticamente abbiamo terminato, dobbiamo andare ad invasare, quindi barattoli, mi raccomando, ben sterilizzati, credo che il coperchio sia il suo, sì, ogni tanto sbaglio con i coperchi, un imbuto, questo è apposito per le confetture e marmellate, la nostra confettura di cucuzza. Tappiamo, ben chiuso mi raccomando, canovaccio, e la andiamo a coprire fino a che non si raffreddi totalmente, quindi fino a quando non diventa a temperatura ambiente. Questo serve a farla raffreddare molto lentamente e far sì che si formi quel famoso sottovuoto fondamentale per poter conservare per parecchio tempo le nostre confetture o marmellate. 12 ore credo che siano più che sufficienti e poi passiamo all'assaggio. Aracio, 12 ore per me, per voi soltanto pochi secondi, quindi ci vediamo tra un po'. Beh, davanti!